Buonasera da Sportisili all'allenatore della Screcefolu Giovanni Comito. Oggi un'ennesima vittoria del suo Lascari con ben 8 under in campo. Un'analisi sulla partita odierna. Beh, credo che la vittoria sia ultra meritata da quello che si è visto in campo. Abbiamo un po' sofferto il loro pareggio. Ultimamente ci capita spesso che la squadra avversaria primo tiro in porta e ci fa gol, quindi lavoreremo anche sotto questo punto di vista, insomma, a non fare tirare gli avversari, perché a un tiro fanno un gol. Noi invece, come avete visto, dobbiamo avere almeno una ventina di palle gol nitide per concretizzare. E a proposito di cinismo, negli ultimi minuti del secondo tempo la squadra ha fallito circa 5-6 contropiedi che potevano decidere prima il match, rischiando di compromettere una vittoria che era ampiamente meritata fino a quel momento. Ma infatti sono arrabbiato per questo, perché non è la prima volta che succede. I pareggi fuori casa sono stati esattamente in egual misura. Dobbiamo essere più cinici, più forti, più cattivi nell'azzannare la partita proprio e chiuderla, in modo che gli avversari non... perché sai, quando la tieni viva fino al 90esimo, poi un episodio tipo un calcio d'angolo, una punizione, una mischia, ti può precludere una partita che tu domini dal primo al 90esimo. Però dico, alla fine siamo stati bravi a portarla in porto. Fortunatamente siamo stati bravi nell'ultima ripartenza a chiuderla, però ti ripeto, dobbiamo lavorare sotto questo punto di vista, perché non si possono regalare questi gol alla squadra avversaria. E infine i propositi sullo scontro diretto di settimana prossima contro la capolista del Villafranca. Ma guarda, intanto mercoledì abbiamo il turno infrasettimanale col Nicosia, e poi prepareremo la partita con il Villafranca, con la speranza, tu sai che io non mi sono mai lamentato e mai lo farò, però quantomeno di avere più alternative, insomma più scelte durante una partita, perché sai, adesso cominciano ad essere un po' troppi gli assenti. Oggi ti ripeto, questo è un vanto, perché abbiamo iniziato la gara con 8 under, 8, di cui 2 nati del 2008. E quindi, però ti ripeto, poi certe partite si devono affrontare in pieno, perché ci sono venute a mancare delle persone che ti portano esperienza, ti portano... adesso non te le voglio menzionare perché magari non è corretto, però ti ripeto, spero vivamente che possa recuperare qualcuno. Oggi Fazio è rientrato dopo 15 giorni e ha dato il suo apporto per 20 minuti circa. Speriamo di recuperare quanto più persone possibile per la difficile trasferta di Villafranca.